17 e 15 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare in diretta dall'Atelier Ferrioli in trasferta in piazza San Magno 3 per il tour Falla. Con noi Legnano però. Legnano, cioè ogni volta dici piazza San Magno 3, no, non dici Legnano, in potrebbe diretta essere da Legnano. Siamo a Legnano, veniteci a trovare. E noi adesso abbiamo però un ospite che in realtà è molto legato a Milano. Torniamo un attimo a Milano, nel caso specifico nel quartiere di Nolo, perché c'è un festival, un appuntamento che dobbiamo ricordare, c'è anche una scadenza imminente. E al benvenuto a Lorenzo Campagnari, direttore artistico di San Nolo. Ciao Lorenzo, ci sei? Ciao, ci sono, buon pomeriggio a Legnano e a tutti quanti, insomma. Buon pomeriggio Lorenzo. Senti, io allora intanto ho un appello, così vorrei sapere se all'ascolto ci sono ascoltatori o ascoltatrici magari di Legnano che vivono a Nolo, così mi sembra sì, più che giusto, no? Quelli di Legnano sono dappertutto, ne conosco almeno 4, guarda, quindi vedi che ce n'è dappertutto. Tutto torna. Senti Lorenzo, torna. allora noi dobbiamo ricordare però che c'è una scadenza a proposito di San Nolo, l'abbiamo già raccontato, il festival, ma insomma ribadiamo un po' le date, gli appuntamenti. Allora, guarda, la scadenza di cui parli è proprio il 28, venerdì si chiude il bando per partecipare a questo contest di giovani musicisti, per giovani musicisti che partecipano con un brano inedito, ed è un modo ormai sempre più importante per fare conoscere la propria musica. Avete appena fatto ascoltare Mille, è stata una delle nostre partecipanti qualche anno fa, l'anno scorso ha vinto francamente e poi c'è stato anche il solito Danny in gara. Quindi diciamo è una realtà sempre più in affermazione, quindi perché non mandare la propria canzone? Avete ancora qualche giorno, se ce l'avete lì nel cassetto e pensate che sia quella giusta, prego, da tutta Italia, stanno arrivando iscrizioni da tutta Italia, non solo da Nolo o da Legnano. Anche da Legnano, appunto, volevo anche da Legnano, dire, certo, sicuramente. Come si può partecipare? Dove vi devono scrivere gli artisti e le artiste? Guarda, è tutto molto facile, abbiamo un prestigioso sito anche che corrisponde all'indirizzo di www.festivalsannolo.it, c'è un forum per compilare, i ragazzi sono tutti super skillati, tant'è che sono già arrivate 400 canzoni, mancano pochi giorni, però vogliamo dare a tutti la possibilità di mandare la propria, ecco. Un numero sempre più crescente, devo dire. Sì, sempre crescente. Bello. E siamo molto contenti, c'è proprio voglia di far sentire la propria musica. Il bello di questo festival è che cerchiamo anche di essere vagamente credibili, pur essendo una realtà molto piccola, per cui c'è una partnership per esempio con voi, no? Sì. Quindi avrete un artista che verrà, capito. Un artista verrà a fare uno showcase da voi, appunto, per far conoscere la propria musica. Abbiamo tirato in ballo tanti partner tecnici che oltre ai premi in denaro potranno sostenere i nostri ragazzi con collaborazioni, avviamenti, stage, cose interessanti per chi vuole fare musica. C'è anche un prossimo appuntamento, perché nel frattempo state selezionando appunto gli artisti e le artiste. So che c'è una prossima data proprio questo fine settimana, giusto? Domenica, anzi se volete venire in giuria siete sempre ben accetti. Stiamo facendo anche delle selezioni dal vivo, un'altra costola di questo festival. C'è stata una grande reazione da parte del pubblico, sei stata anche tu ospite in una di queste serate, devo dire grande entusiasmo, in totale quasi 1000 presenze di persone che sono venute a vedere le selezioni per il festival. Detta così sembra una follia, però comunque c'è un entusiasmo che circola attorno a questo piccolo evento che mi piace raccontare, sempre crescente. Quindi vi aspettiamo il 2 marzo da Mosso per selezionare le ultime 2 canzoni dal vivo delle 16 che poi parteciperanno invece al festival. Per magari San Nolo. Questo è magari San Nolo. Magari. Sì, ambitissimo. Poi devo dire c'è una creatività esplosiva dietro questo festival, al quale io mi permetto di dire sono anche piuttosto affezionata, perché l'ho visto dal vivo quando ero proprio una neofita di Milano, e quindi capito. No, ma infatti Giulia non mi parlava d'altro negli altri giorni. No, era proprio. Mi piace molto questo festival, se non fosse perché
perché mi permette anche, diciamo un po' così da addetta ai lavori, di scoprire davvero delle nuove, dei nuovi artisti, delle nuove voci, di conoscerle, ed è davvero bello, come sempre, entrare un po' in contatto, ma anche avere quella cosa di dire: ma sai che io francamente l'avevo già sentita, ma sai che Brava, io tirartela un po', tirartela un po'. no dai, sì, sì. c'è un po' questa È quella cosa, roba che ti no? rivendi all'aperitivo, dicendo sì, no, perché io totale, l'avevo visto, sì. sai, ero nella giuria. Sì, no, va Esatto. bene. Oppure al pranzo della Guarda, ti domenica dico per che deviare il discorso che per su lo quanto ti più sposi. è il motivo per cui... Scusami, per lo più è il motivo per cui faccio questo festival, per gli aperitivi, per poter parlarne agli aperitivi. Pensavo per deviare invece la domanda su quando ti sposi, Lorenzo. No, No, quella al per pranzo carità, di lasciamo famiglia. No, lasciamo perdere. Va bene, allora ricordiamo che le candidature sono ancora aperte fino a il 28, giusto? Sì, esatto, il venerdì. esatto. Scade quindi il bando per poter partecipare al Festival di Sannolo il 28 di febbraio, quindi questo venerdì. Potete andare su festivalsannolo.it e trovate tutte le informazioni e come poter applicare. Se volete esibirvi davanti a Giulia Strippoli, che so che è il sogno proibito di tantissimi artisti e Di artiste. molti. Sì, no, ma credo che ci siano dei gruppi su Telegram. Delle fan base proprio accanitissime, ma come no. Va bene, grazie Lorenzo. Grazie a voi. Ti ringraziamo. Vi e aspettiamo al festival. sì, allora ricordiamo, questo fine settimana scade il bando, domenica da Mosso per Magari Sannolo, mentre invece Sì. le date del festival sono a 20, marzo. 21 e 22 marzo ci sono già i biglietti online e anche lì stanno andando benissimo, per cui continuate a seguirci con affetto. Grazie mille anche a Radio Popolare, a tutti. Grazie Lorenzo. Grazie, ciao. buon lavoro, buon divertimento. A voi. A presto. Grazie. Ciao, Ciao. ciao, ciao.